Sabato e domenica in Vladimir. Tutti quanti sono esasperati, l'equilibrio sta per finire, non ci volete prendere per mano? Vi trasciniamo in fondo con noi! Gli urlatori che ci hanno promesso di abbattere il sistema, dove sono? Volevo quell'altro che ci ha promesso di cambiare il mondo, di chiamare l'impresa, dove sono? C'è nessuno, dove sono? Siamo soli, bene, faremo da soli, senza paura, abbiamo chiesto in tutti i modi di essere aiutati, nessuno che avesse mai trovato, devo qui i documenti, c'è i documenti, documenti dell'8 marzo, 8 marzo, dall'8 marzo eravamo a chiedere, signori, attenzione, ma noi stupidi installatori e balzoni, chiedevamo aiuto, spalleggiamo, nessuno ci ha preso per mano e dice, non potete, no, no, guardate solo voi, vi prendete gli altri, siamo un po' il potere senza prendersi cura di quando vuoi. c'è una maratona bussata prima
più arrabbiata, più colle la decisione, paura. Delusione, arrabbiatura non lo so, non so se è arrabbiatura, è proprio delusione, non siamo considerati, meno di zero. Ci vogliono fare la fine lunedì in quale condizioni? Come 2 metri, 1,5 metri, 4 metri? Non ci ascoltano, è una cosa allucinante. I nostri dipendenti aspettano la cassa integrazione a 2 mesi e mezzo. È incredibile, guardate. Venerdì saremo intaccati, poi ci sarà bar, poi ci sarà Trieste, cioè non è che stiamo solo Allora, ci devono ascoltare. queste immagini secondo me faranno per forza il giro delle televisioni, ok? Ma di sicuro non verranno viste da Palazzo Chigi, perché Conte è un po' troppo impegnato a tentare di salvare la sua faccia, è troppo impegnato a tentare di aumentare i like. Qui non potrebbe mai farsi vedere Conte, come non si è mai fatto vedere neanche da Paolo Polli a Milano. Siamo andati noi, domenica siamo andati noi da Paolo, che è il simbolo di una protesta che dopo le multe, che dopo i silenzi, che dopo il nulla partorito dai decreti governativi, oggi è ancora lì, davanti all'Arco della Pace, per tentare di richiamare l'attenzione. Questa piazza è nata spontaneamente. Valentina, ci siamo sentiti al telefono con Valentina ed è nata spontaneamente questa piazza. Qui siamo dipendenti In 3 giorni? 3 giorni. 3 giorni. Questa piazza ha 3 giorni di organizzazione. Ma ne stanno seguendo Ce ne altri. sono altri. Noi venerdì saremo a Padova, faremo un'altra diretta, stasera sarà su Rete 4, giovedì sera da Del Debbio, dove tra l'altro credo che ci sarà anche Paolo. Vedete, io prima ho fatto un giro per venire da Piazza del Duomo a Piazza della Signoria e ho guardato i locali sono pieni di bollette e di tasse, di buste che richiamano a tasse e bollette, ok? Questa è la posta che si ritroveranno i commercianti quando si riapriranno le attività. E queste non sono state fermate, hanno partorito X decreti, Y task force, ma nessuno di questi è stato mai ascoltato, perché il governo è troppo impegnato a far fare la ripartenza da gente come Colao, da gente come Tronchetti Provera. Cioè, i manager di cui si sta avvalendo il governo e la task force di Colao è gente come Tronchetti Provera, è il fratello di Emma Marcegaglia che ha patteggiato 11 mesi di reclusione, ok, per corruzione. Questi sono i professionisti di cui si avvale Colao e il governo, gente come Valentina, gente come tutti questi che sono ristoratori, non sono manifestanti, questi sono ristoratori, ok? Nessuno di costoro ha avuto il privilegio di essere ascoltato da qualcuno. Però abbiamo il problema di come contenerci, però ve lo dico, non provate a multare queste persone, perché se non avete multato le persone che erano da Ciampino alla periferia di Milano dove abita Silvia Romano, voi non potrete multare nessuno di questi. E se dovessero multare queste persone, io mi prendo le loro multe, le porto a Palazzo Chigi, intanto che Conte non le condona, perché Conte l'ha visto l'assembramento e allora non si continuerà a consentire di fare figli e figliastri, perché qui è figli e figliastri, Tronchetti Provera nella task force di Colao e loro invece costretti a Tutti i nostri dipendenti. Quelli che ancora non hanno preso la cassa integrazione, sono in cassa integrazione dal 16 di marzo. Siamo oggi, Paragone, che giorno è oggi? Oggi è di maggio il 12 maggio, sono passati 2 mesi, euro zero, bravi, complimenti. Valentina, vorrei che adesso queste immagini, queste immagini faranno il giro delle televisioni, ma il Presidente del Consiglio Conte, che se ne frega già del Parlamento,
perché noi non abbiamo la possibilità di emendare una cacchio di proposta, perché sono troppo arroganti, non ascoltano i parlamentari, figurati se ascolteranno mai queste persone, ma se loro chiudono, se loro terranno ancora chiusi i loro esercizi commerciali, i loro ristoranti, altro che la propaganda sulle notti bianche, sulle città che devono vivere. Le città che devono vivere vivono perché ci sono loro. Questa è la verità. Davanti agli occhi di tutti, lei non si racconta balle o si amplificano i problemi. Hanno appena parlato due dei nostri collaboratori. 2 figli, famiglia, 1.000 euro d'affitto. Scusatemi signori, ma i conti li sapete fare o non li sapete fare? No, non li sanno. No, non li sanno fare, no che ne sanno fare, come fanno Allora, a fare i io conti? l'ho detto prima, Colau, sai chi c'è tra gli esperti di Colau, della task force? Tronchetti Provera, voi non ascoltano, però ascoltano Tronchetti Provera, cazzo ti devi fare un nome con 2 cognomi. Gianluigi, Devi fare anche tu Tronchetti Provera, il fratello di Emma Marcegaglia, c'è il manager della FC Auto, dell'italianissima FC Auto, questi sono l'Italia, stanno facendo ascoltare l'inno di Mameli, perché è l'inno dell'Italia. Loro ormai hanno portato le loro aziende, le loro multinazionali all'estero. Ma seguiteci, seguite la diretta. scusa Gianluigi, la Corte Costituzionale parla, è tutto anticostituzionale, ma non si muove nessuno nel palazzo. Il DPCM lo stanno cercando di proteggere in qualche modo, ma adesso qua loro servono i soldi. Basta. Cioè, io prima ho visto un bellissimo Solidarietà ai ristoratori di Milano. C'è un ristoratore a Milano Sì, lo so, che sta, vive in piazza Paolo, Bravo, che sì, sta certo. facendo lo sciopero della fame. Grande paragone. Ciao ragazzi. Però Aspetta, sta facendo lo sciopero della fame. Ma è possibile che uno debba fare lo sciopero della fame per essere ascoltato e il sindaco Sala non ha speso un minuto per andare da lui? Non vi dico neanche la Presidente del Consiglio quant'altro.
verso